La crisi picchia sulle famiglie italiane, lo fa pesantemente a giudicare dall'indagine biennale di Banca Italia pubblicata ieri sui bilanci tra il 2010 e il 2012. Secondo i dati emersi dall'indagine, la distribuzione dei redditi resta sempre asimmetrica. In Italia, infatti, metà delle famiglie vive con meno di 2.000 euro al mese. Ciò vuol dire che in soli 2 anni il reddito medio delle famiglie ha subito un calo di quasi il 7%, che si accompagna ad una crescita al 16% della quota di italiani che vivono sotto la soglia della povertà, ovvero con un reddito di 7.678 euro netti l'anno. E in uno scenario di progressivo deterioramento delle condizioni economiche delle famiglie agrigentine, solo i pensionati e gli over 64 sono riusciti a mantenere pressoché intatto il loro reddito equivalente, mentre un numero crescente di famiglie ritiene che le proprie entrate siano insufficienti per arrivare alla fine del mese. C'è molta crisi, i negozi sono vuoti, i supermercati la gente prende proprio l'essenziale e insomma non siamo messi bene. Ho una buona pensione. Riesce ad arrivare tranquillamente a fine mese? Sì, riesco ad arrivare tranquillamente a fine mese, naturalmente senza strafare, ovviamente. Io già sono da un anno che sono disoccupato e bene o male la situazione economica non è quella che era qualche anno fa, essendo disoccupato specialmente con tutto questo che c'è da pagare. Trattare, SIMU, e tutto quello che c'è da pagare si deve pur pagare, altrimenti poi arrivano pure le more e ne abbiamo di più. Perciò magari uno fa un buono di spesa, si arrangia come può, diciamo. Come fa infatti ad arrivare a fine mese una persona disoccupata? Guardi, glielo dico la mia situazione, sono disoccupato, ma bene o male quello che avevo di buona uscita e uno si aiuta, ma quando finisce questo poi non c'è dove andare. Si deve arrangiare per quello che c'è. E io prima, quando ero impiegato, i soldi mi bastavano quando si era con la lira. Oggi, tra mio figlio che è disoccupato e la pensione non è quella regionale come si pensa, ma è quella statale, a poco ci lasciano i soldi e dici tu ti diamo 10 euro, questi ti devono bastare per tutto il mese. Io sono diventata guardona, nel senso che vengo in via Atenea, guardo le vetrine e torno a casa, perché soldi non ne ho più. Quando entro al supermercato controllo il borsellino, vedo quanti centesimi ci sono e mi so regolare. Io fortunatamente divido lo stipendio di mio marito in tante buste, i soldi per la benzina, i soldi per la spesa, i soldi per pagare le tasse e arrivo tranquillamente. Per cui questa crisi che attanaglia in questo momento gli italiani non ha alterato più di tanto il suo stile di vita? Diciamo che riesco a mantenere a galla però con molto sacrificio.